Eder. Mech. Pallister. In data 4 gennaio 2022 c'è stata una segnalazione di avvistamento della Resinovic Liliana in territorio muggesano da parte di Gabriele. Egli riferiva che, in data 02 gennaio aveva telefonato ai carabinieri di Muggia segnalando all'operatore che, verso le ore 19:30 del 1 gennaio aveva visto la Resinovic Liliana a Porto San Rocco. Dichiarava, in particolare che, verso le ore 19:30 del primo dell'anno, si era recato alla Paninoteca ristorante La Gambusera all'interno di Porto San Rocco. Dopo aver parcheggiato all'interno del garage del complesso residenziale, usciva dallo stesso dalla porta posizionata nei pressi della palestra California. Superata la palestra, sulla destra, vedeva un uomo alto, vestito con jeans e giubbotto scuro, con uno stemma bianco sulla schiena che non riconosceva, fisicamente, ben messo, scuro di capelli. Non sapeva indicare se fosse giovane o anziano perché aveva la mascherina sul volto. Gli era parsa strana la presenza di quest'ultimo e, una volta superatolo, entrava nel locale. Poco dopo, uscendo dallo stesso, notava seduta sulla panchina di sinistra una donna esile, vestita con un giubbotto scuro, tipo piumino, jeans stretti, con un foulard nero attorno al collo, capelli castani, la quale, successivamente, dopo aver ripensato alla sua presenza, gli era parso avere le medesime caratteristiche somatiche della donna scomparsa, attribuendole l'85% di somiglianza. Precisava di averla vista con un telefono cellulare in mano, che aveva il display illuminato. Nella circostanza, la donna indossava un paio di occhiali allungati tipo goccia, sottili, con fusto scuro e lenti polarizzate color grigio marroncino che le sembravano essere i medesimi occhiali visti su una foto osservata sui social che ritraevano la donna scomparsa. Quando la donna si era accorta della sua presenza, quest'ultima le era parsa spaventata ed aveva avuto l'impressione che si ritraesse non appena l'aveva scorto. Ci recavamo, pertanto, presso il complesso di Porto San Rocco al fine di verificare la presenza di impianti di videosorveglianza, individuati i quali provvedevamo ad acquisirne le immagini. Da una prima visione delle stesse direttamente sul posto si aveva modo di rilevare che nell'arco temporale indicato dal Fabris non transitavano stazionavano persone compatibili per fisicità con Liliana Resinovic. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.